Gentili appassionati, bentornati sulle strade del ciclismo per la categoria allievi in Liguria. Ci troviamo a Bracelli di Beverino in provincia di La Spezia per questa terza edizione del Memorial Aurelio del Rio, gara riservata alla categoria allievi ed organizzata dall'Unione Sportiva Ponzanese Ciclismo. Immagini che ci giungono quindi dalla provincia di La Spezia per questa prova che vedrà al via alcuni dei migliori atleti della categoria allievi di tutto il centro-nord Italia. Una bella partecipazione, davvero tante le squadre che hanno risposto all'appello della società organizzatrice che ha portato questa corsa qui a Bracelli dove si svolgerà l'arrivo, un arrivo del tutto impegnativo per questi atleti che quindi proprio nel tratto finale in salita si giocheranno il successo, in quanto gli ultimi chilometri, gli ultimi 2 chilometri sono in salita verso il traguardo di Bracelli. Siamo nei momenti imminenti alla partenza, gli atleti sono alla firma del foglio di partenza, la misurazione dei rapporti, andremo poi a ricordare le squadre al via per questa manifestazione che, come vi dicevo, ha raccolto davvero tanti consensi, non solo per la quantità ma anche e soprattutto per la qualità degli atleti presenti al via, che sono arrivati un po' tutto dal centro-nord Italia. Siamo qui quindi alla misurazione dei partenti. Questo è uno degli atleti favoriti nel gruppo sportivo Pozzarello. Abbiamo infatti Colonna, che è arrivato secondo al trofeo Feralpi la settimana scorsa, e siamo in discesa, ci stiamo portando verso la partenza ufficiale. Questa è la salita che gli atleti affronteranno negli ultimi 2 chilometri di gara, quindi se la stanno vedendo bene davanti al comune di Beverino. Intanto sta per essere dato il via ufficiale, gli atleti come vedete sono disposti piede a terra in attesa del via. Intanto salutiamo anche Alessio Baudone, vicepresidente del comitato regionale ligure della Federazione Ciclistica Italiana. Partenza in questo momento per gli atleti al via che, come vi dicevo, dovranno affrontare un percorso pianeggiante nella prima parte e poi in salita negli ultimi 2 chilometri per un totale di 65 chilometri. Questo è un po' in breve, in riassunto, il percorso che gli atleti si troveranno ad affrontare quest'oggi, ma andiamo un po' a vedere le formazioni alla via e tutti quelli che sono i favoriti di questa gara. La partenza del gruppo ciclistico romagnano, l'Unione Ciclistica Casano Guastini Group, l'Unione Ciclistica Coltano Grube Costruzioni, la Coltano Grube Costruzioni Sardegna, la TAV Bertolucci e Coluccini, il gruppo sportivo Olimpia Valdarnese, il gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior, la Maggi Edil dell'Amico di Cinquale, l'Unione Sportiva Pratta, l'Unione Ciclistica Alassio, la S Andora Ciclismo, il Team Barba, il gruppo sportivo Levante Eurotermo, la Genoa Bike, l'Unione Sportiva Luni, il Team Valdinevole e il team ciclistico Arci Stagno. Siamo nelle fasi iniziali di corsa, percorsi di 12 km di gara. Vediamo al comando del gruppo a fare l'andatura in questo momento gli atleti che vediamo inquadrati, però il gruppo, come vedete, si mantiene compatto. Nelle prime posizioni le maglie del gruppo ciclistico romagnano, dell'Olimpia Valdarnese, li vediamo inquadrati adesso con le immagini. Intanto abbiamo visto con il numero 11 troviamo Emanuele Murtas della Costruzioni Grube Sardegna, atleta al secondo anno nella categoria, molto atteso dopo una bella stagione lo scorso anno. Sta un po' per il momento non all'altezza forse delle aspettative, ma sicuramente uno degli atleti che sarà grande protagonista in questa seconda parte della stagione che praticamente ci troviamo ad avviare. Chilometro 25 di gara, prova ad allungare il dorsale di gara numero 31 Nicola Conti dell'Unione Sportiva Pratta, qualche metro di vantaggio per lui, vedete appena circa 30 metri di vantaggio per il corridore della società Unione Sportiva Pratta. Posizione aerodinamica per Nicola Conti, che come vedete però non riesce a guadagnare in maniera considerevole nei confronti dei più immediati inseguitori. Un atleta dell'Olimpia Valdarnese e un altro del gruppo sportivo Pozzarello cercano di riportarsi su di lui e così ce la fanno a chiudere. E con il dorsale di gara abbiamo visto questi atleti. Qui vediamo con il numero 17 Matteo Trippi, vincitore pochi giorni fa, un paio di settimane fa
di una bella corsa davanti a Colonna. E poi ancora vediamo con la maglia del gruppo sportivo Pozzarello, abbiamo visto con il numero 35 Alberto Goretti, poi abbiamo visto sempre in quell'azione con il numero di gara 15 Roberto Burbi, che ritroviamo al comando. Eccolo qua, siamo in vista di un passaggio dal Gran Premio della Montagna. La prima parte presenta sì dei passaggi dal GPM, ma è una salita non particolarmente impegnativa. Comunque vada, Roberto Burbi prova ad allungare, seguito dalla radioinformazione in corsa del gruppo Radio Corsa Toscana. Eccolo qua il gruppo guidato dagli atleti del gruppo ciclistico romagnano e del gruppo sportivo Pozzarello. Poi, come vedete, Matteo Trippi in quinta posizione a cercare di stoppare l'azione dell'inseguimento degli atleti verso il suo compagno di squadra Roberto Burbi, che sta guidando la corsa. Qui vediamo anche Colonna nelle primissime posizioni con il dorsale di gara numero 38 invece Luca Zullo. Questi sono gli atleti al comando. Qui è Francesco Chesi che sta facendo l'andatura, e con le immagini, con la nostra sintesi, passiamo a seguire le fasi calde di questa manifestazione, perché davvero sta entrando nel vivo questa bella corsa organizzata dall'Unione Sportiva Ponzanese. Eccoli qua gli atleti che stanno transitando davanti alla nostra telecamera. Ancora al comando Roberto Burbi dell'Olimpia Valdarnese. Bella l'azione del corridore della formazione aretina. Alle sue spalle si muovono gli atleti del gruppo sportivo Pozzarello per cercare di organizzare un inseguimento verso il leader solitario al comando. Vi dicevo che tutto verosimilmente si potrebbe decidere verso il Gran Premio della Montagna, verso l'arrivo in salita di Bracelli. Lì sarà importante capire proprio nel tratto finale quali saranno i valori in campo in salita. Intanto con le immagini siamo ritornati praticamente con il gruppo compatto. Lo vediamo adesso proprio dalle immagini. Prova a partire adesso un atleta del Levante Eurotermo, non siamo riusciti a scorgere il suo numero dorsale. Adesso andremo a verificare di chi si tratta. Comunque poco per il momento è il vantaggio del corridore del team manager Andrea Levaggi. La formazione questa che lo scorso anno organizzò i campionati italiani giovanili a Chiavari, e quindi ancora una delle formazioni sicuramente più attive sul campo giovanile, sicuramente più forti, e soprattutto una delle formazioni che davvero può vantare un vivaio importante nel panorama ciclistico nazionale. Prova ad avvantaggiarsi l'atleta della Levante Eurotermo, lo abbiamo visto in precedenza. Si portano poi ancora gli atleti dell'Olimpia Valdarnese e del gruppo sportivo Pozzarello con il 34. Troviamo adesso davanti, si tratta di Lorenzo Calugi. Poi abbiamo per il 54, che era stato il promotore dell'azione, Nicolas Nastasi. E poi ci riprova ancora Roberto Burbi. Davvero attivissimi gli atleti dell'Olimpia Valdarnese, stanno provando quindi davvero a tentare una sortita. Probabilmente non se la sentono di portare il gruppo compatto negli ultimi chilometri. Qui abbiamo percorso 55 km di gara, quindi praticamente mancano 10 km alla conclusione, di cui 8 pianeggianti, gli ultimi 2 in salita. Roberto Burbi continua a pedalare davanti, aveva già provato in precedenza, poi raggiunto dal gruppo, ma continua nella sua azione e imperterrito prova ad evadere un'altra volta. Adesso ha 15 secondi di vantaggio nei confronti del plotone. Andremo a vedere adesso alle sue spalle cosa succede. Eccolo qua il gruppo tirato dagli atleti della Levante Eurotermo. In precedenza avevano provato ad evadere anche loro. Qui è Luca Fragola a fare l'andatura, uno degli atleti favoriti per quanto riguarda questa formazione. Atleta quindi ligure della Levante Eurotermo. Alle sue spalle vediamo proprio Alessandro Tardelli con il dorsale numero 2. Poi è presente Luca Zullo per quanto riguarda il gruppo sportivo Pozzarello. Adesso è ancora Francesco Chesi che si mette a fare l'andatura per i colori del gruppo ciclistico romagnano. Come vedete il vantaggio è calato di Roberto Burbi. Adesso poche decine di metri di vantaggio per lui nei confronti di Francesco Chesi, e poi tutto il resto del gruppo che però è davvero lì vicinissimo, in attesa poi di andare a salire negli ultimi 2 km verso il traguardo di Bracelli. Si lanciano in discesa, questo tratto
in leggera discesa. Come vedete scende davvero con decisione Francesco Chesi, davanti a lui Roberto Burbi, poco più indietro del gruppo. Intanto 10 km alla conclusione per gli atleti inquadrati in questo momento, siamo a 5 km dall'arrivo. Si è composta la coppia al comando con Roberto Burbi, che è stato raggiunto da Francesco Chesi, quindi due atleti al comando. Abbiamo l'atleta dell'Olimpia Valdannese, che è stato sicuramente uno dei corridori più attivi in tutta questa gara. Insieme a lui troviamo Francesco Chesi del gruppo ciclistico romagnano. Ormai siamo in vista quindi degli ultimi chilometri. Vi ricordo che il traguardo sarà posto in salita a Bracelli. Intanto si stanno riportando sui due uomini al comando, con il numero 5 Michele Noletti, con il 38 invece Luca Zullo e con il 66 Nicola Remedi. Questi uomini si riportano quindi sulla testa della corsa. Davvero numerose le maglie del gruppo ciclistico romagnano lì davanti. Adesso però ci riprova ancora una volta il corridore in casacca romagnano, è Chesi, però alle sue spalle Burbi subito che va a chiudere. Intanto 2 km alla conclusione, inizia la salita in questo momento e sono davanti adesso le maglie della Polisportiva Val di Nievole a cercare di alzare il ritmo. Il team Val di Nievole, vediamo in seconda posizione Federico Cavallini, che quindi sta facendo lavorare il gruppo, i suoi compagni di squadra, per tenere alta l'andatura in questo tratto in salita. I migliori sono tutti lì, Colonna è lì davanti. Vediamo anche nelle posizioni più indietro abbiamo visto Lisi, quindi Leonard Lisi in settima ottava posizione. Adesso chiede il cambio il dorsale di gara 75 Alessio Giglio, però come vedete adesso sono gli atleti della Levante Eurotermo che stanno facendo l'andatura, davvero un bel ritmo in salita verso il traguardo di Bracelli. Atleti della Levante Eurotermo a fare l'andatura, quindi vediamo ancora una notevole selezione nel gruppo, andatura elevata. Vi ricordo l'intraguardo impegnativo in salita che vedrà gli atleti quindi andare a concludere questa bella manifestazione, valida come terzo Memorial Aurelio Del Rio per la categoria allievi. Intanto ancora le maglie attivissime del gruppo sportivo Levante Eurotermo. Poi vedete anche le Olimpia Valdannese nelle primissime posizioni. Ormai tutto è pronto per il gran finale di questa bella manifestazione, perfettamente organizzata dall'Unione Sportiva Ponzanese Ciclismo. E ormai sono rimasti davvero una quindicina, ultimo chilometro in questo momento. Li vediamo inquadrati in questo istante gli atleti in testa alla corsa, 12-13 unità al comando, non di più, sono rimaste a contendersi la vittoria in questo terzo Memorial Aurelio Del Rio. Vedremo se qualcuno avrà la forza di provare ad allungare in questo tratto. Intanto come vediamo in questo momento inquadrate dalle immagini, per il momento nessuno prova ad allungare, il ritmo elevato ma non ci sono scatti in questo ormai ultimi 800 metri di salita. Li vediamo impegnati qui gli atleti del Genoa Bike in questo momento in salita a fare l'andatura. Poi le maglie dell'Olimpia Valdannese, adesso un po' in difficoltà l'atleta della Levante Eurotermo. Vedremo se qualcuno avrà la forza di inseguire questa coppia con il dorsale di gara numero 21 Alessandro Rugi. Insieme a lui con il numero di gara troviamo in questo momento un atleta della Genoa Bike. Lo vediamo inquadrato in questo istante, l'avevamo visto inquadrato e andremo a vedere di chi si tratta con il numero dorsale, anche perché Rugi ci appare un po' in difficoltà, rallenta l'azione dei due uomini al comando. Per quanto riguarda l'atleta del Genoa Bike, si tratta del numero 61, vale a dire Niccolò Parodi. Alle sue spalle invece troviamo Alessandro Rugi, questa la coppia al comando che sta guidando quando mancano 700 metri alla conclusione di questo terzo Memorial Aurelio Del Rio. Intanto si alza sui pedali e stacca il compagno di fuga Niccolò Parodi, che quindi riesce a staccare con il numero 21 Alessandro Rugi solo al comando. Niccolò Parodi con i colori del Genoa Bike si alza ancora sui pedali, 600 metri alla conclusione per lui. Ormai sembra buona l'azione, vedremo se qualcuno proverà a rinvenire da dietro. Abbiamo visto la casacca della Borgonuovo Miglior di Leonard Lisi in terza posizione a guidare l'inseguimento del gruppo, ma tutto solo ancora al comando. Troviamo Niccolò Parodi del Genoa Bike e prova ad evadere adesso. Abbiamo visto ancora un atleta
della Coltano Grube dovrebbe essere Alessio Alberto Turchetti. Proviamo a vedere adesso anche con le nostre immagini cosa succede dietro, perché Niccolò Parodi ancora un lieve margine di vantaggio su un atleta della Coltano Grube. Vediamo di chi si tratta. Si tratta del numero 10 Alberto Turchetti, che quindi si sta per riportare su Niccolò Parodi. Si forma una coppia al comando, Turchetti con Parodi. Turchetti raggiunge in questo momento l'atleta del Genoa Bike e prosegue cercando di fare lui il ritmo. Vediamo alle sue spalle ancora con il numero 21 Alessandro Rugi, un po' in difficoltà adesso. Parodi perde un paio di metri da Turchetti, che si volta ancora per controllare la situazione ormai all'ingresso della località di Brascelli. Si alza sui pedali, un po' legnosa la pedalata adesso del corridore della Coltano Grube. Alle sue spalle è ancora presente Niccolò Parodi, prova a riportarsi anche Alessandro Rugi. Si stanno quindi rimescolando le carte. Vediamo anche un atleta del team Val di Nievole adesso in quarta posizione. Si tratta di Federico Cavallini, quindi si forma un quartetto adesso con Niccolò Parodi. Poi abbiamo Alberto Turchetti, Alessandro Rugi e Federico Cavallini, che vediamo inquadrato proprio in primo piano in questo momento. L'atleta del team Val di Nievole lanciato lo sprint da Alberto Turchetti. Alle sue spalle si lancia Federico Cavallini, che quindi è al comando e dovrebbe andare a vincere. Federico Cavallini vince davanti ad Alberto Turchetti, eccolo qua. In terza posizione arriva invece Alessandro Rugi, quarto è Niccolò Parodi, quinto eccolo qua adesso l'atleta del ciclistico romagnano Alessandro Tardelli. Poi arriva in questo momento Giannelli Gabriele, eccolo. Poi alla volta di Matteo Trippi dell'Olimpia Valdernese, eccolo qua Luca Fragola invece per la Levante Orotermo. Poi Yuri Colonna e Simone Ottavi. Questo l'epilogo del terzo Memorial Aurelio Del Rio. Il successo di Federico Cavallini sullo strappo che portava gli atleti verso la località di Brascelli. In seconda posizione Alberto Turchetti, terzo Alessandro Rugi. Una menzione particolare a Niccolò Parodi, che era stato il grande animatore della salita verso Brascelli, che ha concluso in quarta posizione. Quinto Alessandro Tardelli della ciclistica romagnano, che precede il compagno di squadra Gabriele Giannelli. Settimo Matteo Trippi dell'Olimpia Valdernese. Ottavo Luca Fragola del Levante Orotermo. Nono Yuri Colonna, che una settimana fa è arrivato secondo al trofeo Feralpi del gruppo sportivo Pozzarello. Decimo Simone Ottavi dell'Olimpia Valdernese. Abbiamo assistito davvero ad una bella gara, una gara che ha visto un prezioso successo di Federico Cavallini del team Val di Nievole, atleta di indubbio valore, e a questo punto non ci resta che andare a farci raccontare le emozioni di questa corsa dalla viva voce dei protagonisti nelle nostre interviste. Allora, diciamo, Federico Cavallini finalmente hai rotto il ghiaccio quest'anno. Sì, è arrivata la vittoria, era da tanto che ci puntavo. Dopo qualche corsa ho fatto 2 terzi, però ora è arrivata la vittoria e sono molto contento. Raccontaci un po' il finale, è stato un finale incerto, fino all'ultimo Turchetti ti ha insidiato. Sì, loro hanno aumentato inizio salita, io sono stato lì a riposo, alla fine il mio allenatore mi ha detto passa esterno, io sono passato esterno e ce l'ho fatta a vincere. Allora, questa è la prima vittoria di una lunga serie, ci auguriamo. Sì, sì, penso di sì, speriamo. Accompagnato questo ragazzo, finalmente oggi si è sbloccato. Sì, era tanto che lui secondo, terzo, quarto, quando siamo sempre lì poi viene fuori la vittoria. Oggi ha fatto veramente una bella corsa, con la testa più che con le gambe. Questo glielo dice un vecchio rimbambito, vero Daniele? No, è andata bene. Speriamo che ci si rifà anche domenica. Lui ci si prova tutte le domeniche. Quando ci si mette il numero, non ne stia a sentire quelli che dicono ma io vengo per partecipare, non è vero nulla. Tutti si vuol vincere. Quando ci si mette il numero ognuno tira l'acqua al suo mulino. Io ho amici, tantissimi qui nell'Unione. Baudone mi ha detto rieccopi ancora. E vabbè, dai. Sono con Fausto Del Rio, figlio di Aurelio Del Rio, a cui è intitolata questa corsa. Quest'anno veramente un gran numero di partenti, una corsa che credo vi renda veramente merito all'impegno che avete messo. Sì, devo dire che grazie anche all'impegno degli amici del ciclismo, che quest'anno è stata una manifestazione molto partecipata, è riuscita, e volevo ringraziare tutti perché appunto non è facile gestire e organizzare una manifestazione del genere. Noi insomma ci abbiamo messo il minimo impegno
per organizzare, però insomma la parte, il merito è tutto diciamo della federazione, degli amici del ciclismo che hanno fatto sì che questa manifestazione fosse organizzata e riuscita come ci sembra, insomma, dalla partecipazione che c'è stata. Speriamo che poi negli anni a venire sia sempre più seguita, questo sarebbe il nostro obiettivo e il nostro impegno. Noi siamo con Mario Gnaga, presidente provinciale di La Spezia, credo una bella corsa, sinceramente in questo periodo ci sono varie belle corse in provincia di La Spezia. Sì, effettivamente sono contento, anche domenica eravamo a Marinella, avevamo 80 partecipanti, oggi è lo stesso un bel numero. Poi tra l'altro è stata qui una giornata stupenda, questo il tempo ci ha assistito rispetto all'anno scorso che era un po' carente diciamo anche la corsa. Certamente la salita ha fatto un po' di selezione, però purtroppo a volte bisogna fare anche qualche sacrificio perché le corse qui a Bracelli vogliamo ricordare un grande corridore del passato, Aurelio Del Rio, che appunto era di questo paese e appunto anche se i corridori hanno fatto questo sacrificio, addirittura mi dicevano che lui quando era corridore veniva con la bicicletta con un sacco di cemento, erano altri tempi eroici, però insomma oggi questo sforzo anche per onorare questo corridore penso che se lo merita. Via. E ora abbiamo ai nostri microfoni Alessio Vaudone, vicepresidente del comitato regionale Ligure. Questa corsa quest'anno veramente è stata importante, un bel numero di partenti, che è stata una bella soddisfazione un po' per tutti. Sì, effettivamente sì, anche se devo dire che è un pochettino dura come corsa, perché fare 3 volte il Giro di Beverino e non arrivo qua, forse sarebbe anche per una categoria superiore, però devo dire che ha vinto un grande corridore, ha vinto bene, la corsa è uscita bene, protetta bene e bisogna cominciare a riflettere tutti noi addetti ai lavori che le corse vanno fatte su questi territori qua dove c'è poco traffico, dove c'è poca gente, dove non andiamo a intaccare la vivibilità della gente sulla strada. Comunque credo che valga la pena proseguirle magari anche per una categoria superiore. Sicuramente anche per una categoria superiore, va continuata, non va persa, adesso ci sarà il Bracciale del Cronome il giorno 4 a Beverino, vi faremo queste strade qua al Bracciale del Cronome che lo organizza la Polisportiva Oltronovese e con il sussidio del comitato regionale. Qua sono zone bellissime, poco trafficate come voi avete visto, meglio di così siamo al fresco in mezzo ai monti.